un po' strano, come ha detto Sus, ma anche emozionante. Ciao! Questa secondo me è la frase che rappresenta al meglio il libro che voglio esporvi oggi, che si chiama I Love Shopping per il Baby, è della saga I Love Shopping ed è scritto da Sophie Kinsella. Ho scelto questo libro perché, oltre ad essere uno dei miei preferiti di questa saga, ma non solo, è un libro che è veramente adatto a tutti, che è scritto veramente in modo semplice, completo, chiaro, ma è proprio questa semplicità che lo rende un libro unico e veramente splendido, adatto a tutti. Ha un mix che secondo me è il suo ingrediente segreto, il suo perché del quale l'ho scelto, che lo rende sì comico, sì romantico, perché comunque sono questi i temi principali che tratta questa autrice, ma è un libro che a tratti è anche malinconico, triste e a volte c'è un'aura di paura per sotto, perché in questo libro la protagonista, Becky, a volte si sente da sola, imbrogliata, ma allo stesso trova delle persone che la sanno aiutare e secondo me è quello che succede a un po' tutti. Quindi oltre ad essere un'opera di fantasia, perché è un'opera di fantasia, tratta dei temi non seri, non difficili, che però sono veramente adatti a tutti quotidianamente. Questo è uno dei miei libri preferiti, appunto, come ho detto, proprio perché ha quel tocco che ti fa vivere il libro. Proprio queste sensazioni ti fanno vivere il libro. Io quando l'ho letto mi sono sentita la protagonista, mi sentivo tutto quello che sentiva lei. È una sensazione secondo me meravigliosa e non succede sempre, infatti io leggo spesso libri e questo è uno di quelli in cui mi è capitato di sentirmi così, sentire la protagonista e sentirmi dentro il libro.